Motori, la grande novità dei calendari nazionali di motociclismo. Legnano Sabbiadoro ritorna, l'enduro che conta con il campionato italiano assoluti d'Italia. Sarà la grande novità del panorama motociclistico del fuoristrada nazionale, la gara di campionato italiano assoluti di enduro che sbarcherà a Legnano Sabbiadoro per aprire la stagione agonistica 2015 il 21 e 22 febbraio. Una new entry organizzata dal Motoclub Sabbiadoro che vedrà protagonista la spiaggia di Lignano, teatro in passato di spettacolari battaglie con la 12 ore di enduro. Nella città balneare friulana arriverà il meglio dell'enduro nazionale ed internazionale, come il campione del mondo 2013 Alex Salvini, il francese Johnny Aubert, vincitore di 2 mondiali, ed anche i forti piloti regionali come l'avianese Maurizio Micheluzzi, campione europeo 2014, ed il triestino Alessandro Battic, vincitore nell'ultima gara di campionato italiano, pilota del Team Honda nel mondiale enduro, ed ancora il friulano Vanni Cominotto, vincitore della tappa italiana del mondiale Bahia. La vera incognita per molti piloti impegnati a 2 giorni di gare sarà il fondo sabbioso, molto più impegnativo sotto l'aspetto tecnico e fisico rispetto al classico terreno dell'enduro. Sabbia che potrà riservare grosse sorprese anche al vertice della classifica. La gara grande novità nazionale con i migliori specialisti italiani ed alcuni tra i più forti piloti esteri impegnati nel mondiale enduro sarà l'appuntamento inaugurale degli Assoluti d'Italia 2015. 2 intense giornate di gara con il campionato italiano che impegnerà piloti e tecnici per l'intera giornata di sabato 21 febbraio, compresa una notturna spettacolo con l'enduro estremo per proseguire la mattina di domenica 22 febbraio. Le novità non finiscono qui. Terminata la sfida del campionato italiano, nel primo pomeriggio di domenica si cambia format con un'altra gara sulla sabbia stile enduro palde e Touquet, dove scenderanno sul tracciato di gara tesserati FMI, agonisti ed amatori per una competizione che vedrà i piloti sfidarsi in bagarre sulla spiaggia lignanese.